Buonasera, sono Alessia Rossignoli, sono candidata alle prossime elezioni regionali con il Partito Democratico a sostegno della candidatura di Arturo Lorenzoni. La prima che mi viene in mente è quella legata alla sanità pubblica. Assistiamo ormai da tempo ad un graduale, seppur lento, indebolimento del servizio offerto ai cittadini. Diventa difficile avere delle prestazioni specialistiche, diventa difficile prenotare una visita, ci sono liste di attesa estremamente lunghe e spesso non vengono nemmeno aperte. Ecco, questi sono i problemi che io vivo sul mio territorio. E penso che siano dovuti anche a delle scelte sbagliate nel tempo che hanno premiato eccessivamente il privato, verso il quale ovviamente non abbiamo nulla in contrario, ma purché non vada a discapito del servizio pubblico offerto ai cittadini. Sicuramente assumere più personale e incentivare anche quelli che sono i servizi intermedi, quelli territoriali, quelli che possono anche alleggerire la situazione degli ospedali, far sì che la gente possa usufruire di servizi di prossimità in grado di rafforzare la rete che riesce a soccorrere insomma in tempi brevi le esigenze dei cittadini, che possono essere le più svariate. Qui in ospedale una persona dovrebbe andare nel momento in cui diventa una cosa inevitabile, insomma l'unica cosa possibile. I servizi territoriali, io ho un po' una fissa, secondo me sono importanti anche nell'ottica futura, quelli che guardano alla fascia d'età che va dall'infanzia all'adolescenza, soprattutto per quanto riguarda anche i servizi di supporto di tipo psicologico. Noi non viviamo più la vita che si viveva una volta, il livello di stress è diverso e possiamo anche avere dei disagi di tipo diverso. Ecco, questi servizi sono stati fortemente indeboliti negli ultimi anni, quelli di assistenza psicologica, assistenti sociali. Ecco, queste cose vanno riprese in mano, vanno riorganizzate e vanno rafforzate, perché di competenze ne abbiamo tante, soprattutto tra i giovani, e bisogna dar loro la possibilità di lavorare in questo settore. Allora, io mi sono candidata in primis per dare un segnale di presenza dei giovani, perché è un tema estremamente attuale, il futuro, la politica e i giovani, che occasionalmente sale alla ribalta, però bisogna insomma non mollare, essere costanti, e quindi penso che la mia candidatura possa anche essere un esempio per tutti i giovani ad impegnarsi in politica, e ho deciso insomma di metterci la faccia. E perché c'è un Veneto che, pur comunque ammettendo che in Veneto non si sta affatto male, è una delle regioni migliori d'Italia, ma questo non è un motivo per crogiolarsi nell'idea che tutto va bene e che non si debba migliorare. Io penso anzi che negli ultimi anni qualcosa stia andando peggio di com'era. Abbiamo parlato di sanità pubblica, parliamo di difesa e tutela dell'ambiente e difesa della salute delle persone, un altro tema cruciale su cui il Veneto non ha fatto abbastanza, come è chiaro anche dai casi di cronaca più recenti. Perché voglio portare in politica un po' di rinnovamento, perché penso di poter rappresentare interessi che sino ad oggi sono stati trascurati. Parlo di studenti, parlo di lavoratori, parlo di persone che necessitano di essere maggiormente rappresentate, e per la mia vicinanza al territorio e la mia esperienza di amministratore spero di essere utile in tal senso.